All'estero non è che arrivano e acquistano con gli occhi chiusi, ti fanno un paio di anni di audit, ti vengono a controllare l'azienda che se rientra nei loro canoni, vengono a vedere com'è la nostra lavorazione e i livelli qualitativi. Lavori da quanto tempo in questa 10 azienda? anni. E prima di questo lavoro che facevi? Ho fatto l'università in agroingegneria e ho fatto 2 anni di tesi sperimentale sulle olive da mensa. Quindi Perché ormai ero destinato ad entrare nel mondo delle olive da mensa. E qua curo tutta la qualità, le certificazioni di sistema, il manuale HCCP, i controlli di processo, insieme al mio collega che ora vi presento. Noi siamo certificati BRC, ERFES e ogni anno progrediamo nelle certificazioni, quindi da parte nostra c'è un impegno di crescita al massimo. Diamo un prodotto di alta qualità, tant'è vero che noi nella lavorazione facciamo anche tanto scarto. Il ruolo di ognuno di noi qui viene valutato come importante da noi stessi, perché ogni piccolo passo, ogni piccola cosa che si fa all'interno di questa azienda ha un senso ben preciso e punta sicuramente alla sicurezza del prodotto, alla qualità del prodotto che viene poi esportato all'estero per lo più. Non regaliamo il prodotto, non ci presentiamo sul mercato a fare una concorrenza da prezzo. Facciamo una concorrenza di qualità. Questa è un'area a controllo ristretto, infatti per questo ognuno si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale per cercare di non contaminare il prodotto e anche a livello di sicurezza degli operatori. Qua dentro abbiamo tutti i ragazzi, abbiamo il nostro agronomo che è meticoloso nella produzione, nel controllare i prodotti, nel controllare tutta la filiera. 2 aree di produzione principali, un reparto materie prime che è dall'altra parte dove noi gestiamo le materie prime che entrano. Il processo finisce con il confezionamento e l'allestimento finale. L'altro giorno con il nostro agronomo abbiamo fatto una call con i nostri clienti in America, ti dicono il vostro range di quest'anno è ottimo, siete i migliori dei nostri fornitori, avete lavorato al 100%. E questa è una cosa che ti inorgoglisce delle fatiche. Posso dire che in America io e il mio collega ogni oliva che si mangiano passa dalle nostre L'avete mani. vista, l'avete L'abbiamo vista. La nocellare del Belice è un cultivar che pian pianino da sola per le proprie proprietà organolettiche è andato a togliere mercato alla Grecia. Noi facciamo delle indagini sia microbiologiche sia a livello di analisi multiresiduali e fitofarmaci. In generale si fa un'aliquota del 10% delle masse che entrano. Allora, voi siete nel cuore della cultivar, che Del ricordiamolo, Belice. è la più grande Castelvetrano, cultivar. Campobello di Mazzara, Partanna, questo di qua. Sono il gruppo dove si fa la maggior parte della nocellare del Belice e questo triangolo di qua. Siamo forse al 3% a livello europeo come produzione, ma ha fatto sì che le proprietà organolettiche di questo cultivar pian pianino hanno surclassato le altre. Ovviamente ha anche un prezzo maggiore la nostra oliva perché ancora viene raccolta all'antica a mano nei panieri, non c'è una raccolta industrializzata. La nostra merce viene raccolta la sera e lavorata la sera stessa. E ora vi farò vi seguiamo. faccio vedere brevemente un ciclo di produzione. Confezionamento, pastorizzazione, allestimento finale e spedizione. Seguiamo tutto il processo che dici, Tutti in i ordine. processi sono in avanti, dalle Ok. materie prime, confezionamento, allestimento. AgroFood nasce nel 2013 da un'esigenza di arrivare proprio al consumatore finale. La lavorazione che va in tutto il mondo è il tipo castelvetrano, che è una dolcificata e conservata in salamoia. Facciamo il giro dell'oliva. Assolutamente. C'è il nostro operatore del confezionamento, un'oliva in salamoia. Qua ancora parliamo di materia prima, già lavorata, pronta per il confezionamento, perché ogni prodotto subisce una serie di lavorazioni prima di essere confezionato. Questo è un'oliva in salamoia, noi abbiamo dei tank, il prodotto viene posto in dei tank e poi viene buttato nelle tramogge per il confezionamento. Ogni vasca viene numerata per evitare di confonderci con i prodotti, quindi ogni operatore ha una scheda di prelievo, da quella vasca può prelevare quel quantitativo. La macchina prende le olive, lei impacchetta, Ed esce la busta, messa nei carrelli, segnalata la produzione e avviata in pastorizzazione. Questo prodotto dura 7 minuti a 98 gradi circa. Noi siamo presenti in America, Giappone, Russia, perché l'80% va in America.
Questo prodotto ha una shelf life di 1 anno ed è un prodotto destinato in America. Destinato all'America. Ogni prodotto nostro ha una scheda tecnica in funzione delle esigenze sia del cliente sia a livello microbiologico e di stabilità. Quindi si concorda un po' il processo, il prodotto come deve essere, e da quel momento in poi si fanno una serie di step di monitoraggi. Quando il prodotto è validato iniziamo le produzioni. Noi lavoriamo quasi esclusivamente per loro e lavoriamo con una attenzione maggiore al prodotto. La nocciolatura noi la facciamo dal Conto nostro terzi, fornitore, ok. che è Curabba. Il prodotto arriva sia intero che denocciolato. Noi abbiamo diversi prodotti, Ah, abbiamo ok, questa è la linea anche del- altre tipologie. Questa è una dolcificata denocciolata Castelvetrano. È un processo di lavorazione, si chiama metodo Castelvetrano, è una deamerizzazione chimica delle olive. Le olive vengono lavorate con un procedimento antichissimo, inventato da napoletani e stabilizzato proprio a Castelvetrano con la nocellara del Belice. È Quindi, una quasi lavorazione che ha artigianale. almeno 50-60 anni. Bellissimo. Che una volta si faceva con la cenere, adesso si fa con la soda, con le soluzioni sodiche. Perfetto. L'oliva subito perde l'oleuropeina, quella amaro, ed è pronta al consumo. Mentre altre tipologie di olive, tipo quelle al naturale, devono subire un processo di fermentazione lattica ad opera di batteri autoctoni, lattobacilli o dei lieviti selezionati. Abbiamo in genere a Castelvetrano la nocellara del Belice si adibisce a 4 tipi di procedimenti. Un'oliva fermentata al naturale in salamoia, il procedimento sevigliano, che è un metodo spagnolo antichissimo, il metodo californiano per fare le olive nere e il metodo dolcificato Castelvetrano. Che tu gli dai una garanzia di una qualità elevata. Tranquillità al consumatore finale che sta mangiando un prodotto alimentare. Viene corredato da una miriade di analisi che mandiamo a fare fuori dalla Sicilia, perché se no io ti posso dare tutta la garanzia a voce che voglio, ma se la carta non canta purtroppo... Il lavoro dell'agricoltura oggi è anche nella trasformazione è che in Sicilia ci sono realtà che sanno esprimere standard internazionali, sì, altissima ormai. professionalità. La cosa importante a livello internazionale è presentarti con una forza che è maggiore di quella tua che è singolo. Le cooperative nascono per questo. La caponata, l'oliva per eccellenza è la sivigliana, denocciolata. Facciamo solitamente una denocciolata, una sivigliana, possibilmente denocciolata, che può andare sicuramente, come si usa dire, a pennello con questo alimento, con la caponata. Anche l'oliva al naturale, Ah, oliva va al- benissimo, che dà più quei toni più amari e amarognola, perché magari non ha perso del tutto l'oleuropeina, deve ancora... Tu quando vai a guardare anche il tipo di produzione che fa, noi seguiamo gli agricoltori. Ma qua nell'altra nostra azienda si parla di 500 agricoltori, andiamo di persona, facciamo le riunioni con i singoli agricoltori, andiamo nei loro poderi a guardare come stanno coltivando, come hanno coltivato tutto l'anno, abbiamo degli agronomi che li affiancano e gli dicono guarda, devi seguire questa strada piuttosto che questa. Fai un'analisi al terreno, alla pianta, la pianta ti dice cosa ti serve. Non devi sovrabbondare quando non ce n'è di bisogno. Perché poi tutto quello è il voler portare avanti la propria terra, le proprie esperienze e tutto quello che si è acquisito durante gli anni. Fortunatamente con l'avvento di molte aziende agricole giovanili che hanno intrapreso questo discorso, adesso si sta facendo anche un bel lavoro. In Sicilia il nostro prodotto non viene molto valorizzato il tipo di lavorazione, perché la Sicilia è abituata a mangiare un prodotto molto salato, molto forte, che abbia un gusto forte al palato. Noi siamo gente che ha bisogno di forti emozioni. Cosa che invece sia al nord Italia che all'estero gli piace più un prodotto dolcificato. A me Amarostica piace, vabbè noi siamo No, prima noi siamo del siciliani, sud. abbiamo il palato più amaro. In America l'amaro Non è accettato. il bitter non piace. Non piace. Lì c'è, possono Questo è un magazzino. reparto materie prime e stoccaggio di alcuni imballaggi secondari. Qua abbiamo dei tank di preparazione delle salamoie per preparare le olive al confezionamento. Le olive arrivano qua dal nostro fornitore, vengono immesse in delle vasche di lavorazione che sono numerate, seguono una serie di processi di acidificazione, stabilizzazione e distallatura, dopodiché quando i controlli di qualità dicono che il prodotto è ok per il confezionamento, si mandano le vasche in cella frigo e poi si confezionano, si prelevano
giornalmente secondo il nostro programma di produzione. Noi usiamo esclusivamente sale marino, è tutto gestito in maniera sia documentale sia a livello poi di tracciabilità informatica, quindi tutti i fogli di produzione vengono acquisiti dall'ufficio e vengono registrati in un programma. Noi all'incirca lavoriamo quasi 50 quintali al giorno, 60 quintali al giorno. Dipende dai formati. Ok, questo è un formato quasi di 1 chilo. L'operatore riesce ad eseguire quasi 3.500, quindi 30 quintali di olive le riesce a confezionare giornalmente. Lo entra dentro il pastorizzatore, si pigia il programma secondo un'istruzione operativa che dà l'ufficio qualità, in base alla tipologia di prodotto, il programma di pastorizzazione idoneo. I ragazzi dicono questo prodotto ha questo codice, devo pastorizzarlo col programma 4, lo inseriscono nel programma e avviano la pastorizzazione. Il tipo di lavorazione che facciamo noi sì, è prevalentemente ESPO.